Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1011 di oggi, martedì 10 di giugno dell'anno del Signore 2025. Iniziamo subito ricordandovi di dare il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, il nostro bellissimo giornale online. Le nostre coordinate 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 02 9294 7222 per il telefono quando lo dirò io. Ma adesso è il momento di Qui Parlamento con l'onorevole Tiziana Nisini. Sigla! Grazie Natalia. Qui Parlamento. Io voglio dare il bentornato all'onorevole Tiziana Nisini. Ben trovata. Grazie, buonasera a voi. Allora, cara onorevole, nel piacere di ritrovarla, diciamo così, ci incontriamo in un'occasione, verrebbe da dire, lieta da un certo punto di vista politico, perché i referendum non hanno raggiunto il quorum, sono andati, diciamo così, a monte, mettiamola così, e però questi referendum ponevano comunque dei temi centrali: lo stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori e le piccole imprese, la riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro e infine l'abbreviazione dei tempi per richiedere la cittadinanza italiana. Ecco, se supponiamo invece di svegliarci in un altro mondo, in un altro 10 di giugno, i referendum sono passati tutti, sono stati approvati tutti quanti, il sì ha vinto, anzi ha letteralmente stravinto. Che cosa sarebbe successo dopo? Sarebbe successa una vera catastrofe nel mondo e nel mercato del lavoro. Questo perché è vero che i referendum, i primi 4, trattano del mercato del lavoro parlando di licenziamenti, quindi è una parola che fa presa, ma forse non troppo, nei lavoratori. Ma questi referendum avevano una valenza puramente politica, perché nel merito sono stati dei referendum sbagliati. Entro nello specifico dei primi 2 che erano simili, riguardavano il tema del licenziamento. Allora, il referendum 1, che voleva abrogare il Job Act,
In caso di Sì. licenziamento illegittimo, con l'approvazione di questo referendum, i lavoratori avrebbero, per licenziamento ingiustificato, sarebbero passati da 36 a 24 mensilità, quindi avrebbero avuto un danno economico in caso di licenziamento illegittimo. Nel secondo referendum, invece, che riguarda le piccole imprese, quindi le imprese sotto i 15 dipendenti, la vittoria del referendum avrebbe eliminato il tetto massimo di indennizzo, esponendo i piccoli imprenditori al rischio di dover pagare cifre spropositate, andando a ridurre anche le opportunità per i lavoratori di entrare nelle piccole imprese, perché sarebbe stato un freno per i lavoratori, con delle differenze spropositate tra lavoratori di medie e grandi imprese e lavoratori di piccole imprese. Cosa succede? Certo. Il tema è che è vero che il mercato del lavoro è molto complesso, è vero che il mercato del lavoro presenta tanti tecnicismi, ci sono tante criticità ancora da risolvere, ma è anche vero che questi referendum non hanno trattato i temi cruciali del mercato del lavoro di oggi: la bassa partecipazione femminile, la difficoltà tra incontro domanda e offerta di lavoro, cioè le difficoltà delle aziende nel reperire lavoratori con competenze qualificate e lavoratori che a oggi non hanno le competenze che il mercato richiede. Non si parla di disoccupazione giovanile, il tema dei temi è la stagnazione dei salari e delle retribuzioni. Quindi questi sono i temi cruciali su cui anche questo governo sta cercando di dare le risposte che per 30 anni non sono mai state date. E poi c'è il tema della cittadinanza, dove i cittadini hanno detto chiaramente che la cittadinanza è un valore, è un plus, e che la cittadinanza va guadagnata in termini di ideali culturali, di integrazione sociale, di integrazione, di inclusività all'interno di una società che non è escludente come quella del nostro paese. E lì i cittadini sono stati chiari, perché anche lì Landini l'ha posta, fossi stato lui non l'avrei posta così, ecco, perché ha detto vabbè, con questo referendum entreranno in Italia 2,5 milioni di stranieri. Non era un tema basato sulla cittadinanza, era un tema per aumentare la base elettorale, aumentare probabilmente i tesserati del proprio sindacato. Quindi erano dei referendum sbagliati che avrebbero provocato un disastro nel mercato del lavoro. Ma su questo non è la Lega che lo dice, che la Lega potrebbe essere di parte, ha la propria visione del mercato del lavoro che alla fine funziona, perché la disoccupazione è al 5,9 minimi storici, ma lo dicono anche professori che sono dall'altra parte politica, il professor Conte, il professor Ichino, che hanno espresso delle critiche forti, quelle che ho elencato io poco fa, proprio perché il mercato del lavoro è cambiato, oltre ad essere complesso è cambiato. Non si parla di disoccupazione giovanile, un mercato del lavoro che vede tante dimissioni volontarie, ma perché la gente cambia il lavoro ad oggi, mentre in passato l'essenziale e la cosa primaria non era la retribuzione, comunque non era l'importo della retribuzione principale, ma era il contratto a tempo indeterminato. Oggi i ragazzi cercano il benessere, oggi i ragazzi creano più competitività tra le aziende perché cercano di migliorare la conciliazione vita privata-lavoro, quindi essendo più esigenti nei confronti degli imprenditori che per rimanere al passo, recuperare, prendersi le competenze che ci sono in gioco e che non bastano per tutti, danno dei benefit aggiuntivi ai propri lavoratori. Quindi un mercato del lavoro, considerate che la CGIL parlava di ritornare allo statuto dei lavoratori del 1970, cioè noi siamo nel 2025, si parla di intelligenza artificiale, si parla di un mercato del lavoro completamente diverso, e il lavoro che noi stiamo facendo è quello di dare flessibilità a un mercato del lavoro, non ingessarlo come vorrebbe la sinistra, e dando spazio anche a contratti di lavoro più flessibili. Per assurdo abbiamo aumentato i contratti a tempo indeterminato a scapito di quelli a tempo determinato. Noi siamo arrivati oggi a un numero di occupati che è pari a 24.200.000 lavoratori, che rispetto all'aprile 2024 c'è un aumento di 282.000 occupati, con una crescita di contratti di lavoro a tempo indeterminato, una riduzione di 173.000 contratti a tempo determinato. Quindi
dare flessibilità al mercato non significa creare precariato, significa mettere a disposizione del mercato tutte quelle tipologie di contratto che fanno partire la macchina, e i risultati vengono certificati dall'Istat. Tutti i dati che io vi ho elencato sono dati Istat di aprile 2025 su aprile 2024, con un trend che è sempre in salita e che sta risolvendo il grande problema della disoccupazione. C'è stato un miglioramento anche dell'occupazione giovanile e femminile, che a dirla tutta fatica molto a migliorare in maniera costante di mese in mese. È anche vero che noi come Lega ci preoccupiamo dei giovani e abbiamo presentato un disegno di legge a prima firma Toccalini, che è il nostro responsabile dei giovani, proprio che va a occuparsi delle retribuzioni e del benessere lavorativo dei giovani, parlando di flat tax per i giovani, per incentivi dedicati, e questo perché stiamo cercando di dare un apporto, un supporto anche al governo e alle aule parlamentari per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri ragazzi. Onorevole, so che il tempo stringe e che lei ha davvero i minuti contati, e quindi io la ringrazio della sua disponibilità. Un'ultima cosa, oltre ai giovani, quale sarà il prossimo vero tema caldo in tema di lavoro, che non riguarda il 1970 come erano invece questi referendum? Diciamo che cioè i suoi passi con i piedi verso avanti e non verso il passato, i suoi passi verso il futuro, cosa riguardano? Riguarda l'intelligenza artificiale. Assolutamente, riguarda una formazione attualizzata dei nostri ragazzi, e lo vediamo con le riforme della scuola del ministro Valditara, che ha creato dei percorsi formativi che sono al passo col tempo, al passo con le richieste del mercato del lavoro e delle aziende, proprio per formare i giovani con competenze attuali, inserirli immediatamente con stipendi anche adeguati nel mercato del lavoro, ridurre la disoccupazione giovanile e utilizzare anche le menti fresche, le risorse giovani, proprio per l'intelligenza artificiale, che non deve essere un fenomeno che ci fa paura, ma deve essere un fenomeno che noi dobbiamo governare, dobbiamo domare, tenendo sempre presente che al centro di tutto ci deve essere il capitale umano, la persona, perché l'intelligenza artificiale è fantastica in termini di risultati, di velocità nei risultati, però la creatività dell'uomo non ha uguale, e quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare sull'intelligenza artificiale, su quelle figure lavorative che, diciamo, tra virgolette, verranno dismessi, ma questo succede con l'andare del tempo, con la variazione, con i cambiamenti del mercato del lavoro. Lavori che c'erano 80 anni fa oggi non ci sono più, e cominciare a pensare a quelle nuove figure che si andranno a creare grazie all'intelligenza artificiale. Esattamente, sono sfide veramente da far tremare i polsi, altro che ancora l'idea di Fantozzi che corre per timbrare il cartellino. Il mondo è radicalmente e aggiungerei drammaticamente cambiato. Onorevole, io la ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, e ci ritroviamo molto presto, va bene? Perfetto, quando volete sono a disposizione, è sempre un piacere comunque stare con voi. Grazie a lei, grazie. Adesso buona serata. A presto. Grazie. A presto. Sigla e poi Caravan Petrol del 58 di Renato Carosone, perché ve lo spiego dopo, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan Napoli, Napoli petrolifera, Caravan Petrol, Caravan. Ma già affittato no camella, ma già accattato no turbante rinascente con pennacchio rosso e blu. Covia scammanio da Murriella, c'era con petrolio americana, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù.
come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con un cambio un archile. Quasi curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che ho petrolio non c'è sta. Allah, 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 ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con un cambio un archile. Covia scammane con camella, che guardia annanzi a folla rete, reputa faccio tu lede, non si può più camminare. Io mi è arrivato pazzariella, se trovo sto damene lì che mi scoppiva con tabacco, ma chi è sta lì babà? Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra colla con un cambio un archile. Quasi curioso mentre scava sto per tu, si scorda della non è cosa che ho petrolio non c'è sta. Come si bella a cavalla sto camella con vino, che l'altra Antonino, a te la linea. Oh, grazie cara Natalia, come si bella a cavalla sto cammello, e tra poco ve lo spiega Anna Cisint, perché abbiamo messo Caravan Petrol di Renato Carosone, geniale pezzo del 1958, ma c'era una telefonata in attesa allo 0292947222, la prendiamo subito, pronto, chi è là? Pronto, signor Tonino? Sono Francesca dalla provincia di Como. Buonasera e Volevo solo benvenuta. dirle un commento su quello che succede in America, no? Prego, Visto dica. che le nostre televisioni, diciamo, descrivono come il signor Trump come un torquemada nato, eccetera, eccetera, forse pazzoide e compagnia, che si è messo a fare la caccia, diciamo, dei poveracci, eccetera. Volevo solo fare una piccola precisazione, quello che è sempre dimenticato, che lui lo fa a quelli che non hanno, diciamo, il visto per stare in America, cioè tutti i clandestini. Detto questo, facciamoci un pensierino. Se qualcuno di noi, del nostro governo, si mettesse a fare una legge del genere, si immagini cosa abbiamo in Italia, si immagini che queste persone che non hanno niente da perdere, cosa non ci combineranno? Detto questo, non siamo schiavi di queste persone qua, perché si permettono di distruggere le macchine di gente che va a lavorare, eccetera, eccetera, dimenticandosi che loro probabilmente sono dei barboni, che il loro Stato non hanno il coraggio di chiedere ai loro governanti quello che chiedono ad altri, perché non ce l'hanno il coraggio, perché altrimenti starebbero a casa loro e pretenderebbero dai loro governanti quello che pretendono in casa degli altri. Grazie, buonasera. Signora, a me non interessa perché vengano qua, a me interessa che quando vieni in un paese che non è il tuo, vuol dire che molto semplicemente al tuo paese ci stavi male. Ma se vieni qui devi rigare secondo usi e costumi locali. Se non ti piace puoi sempre tornare da dove sei venuto. Funzionava così in America più di 100 anni fa, quando arrivavano italiani a frotte e scendevano dalle navi, gli prendevano tutte le informazioni possibili e immaginabili, altro che barcone e senza soldi. Gli italiani dovevano dimostrare di avere denaro con sé e un indirizzo sicuro dove essere reperibili, questo tanto per chiarirvi come funzionava da quelle parti. Detto ciò, se vieni in Italia, comportati rispettando leggi, regolamenti, usi e costumi di questa società. Altra telefonata, poi partiamo, poi vi presento il faccia a faccia di stasera. Pronto, chi è là? Buonasera Antonino Danna, mi sente? Sì, perfettamente, buonasera. Ah, perfetto, piacere di risentirla dopo tanto tempo, è sempre un onore ricevere anche gli stimoli di questa trasmissione. Dunque io sono Enrico, chiamo da Salerno in Campania, Sì. dove tra le tante cose le strade sono
trattate malissimo perché non sono asfaltate, marciapiedi divelti, i Maranza e i Bulli, che sono un dramma nazionale, come lei sa, caro Antonino, perché dalla Lombardia al Veneto, ma fino qui giù a Salerno in Campania, è un problema che sta imperversando sullo spirito di emulazione di tanti giovani tredicenni e quattordicenni che non hanno meglio da fare che distruggere automobili, infastidire donne, bambini e anziani. E allora il problema è che quest'anno, per esempio, secondo il sindacato di polizia, vanno in pensione 20.000 poliziotti. Purtroppo il nostro bellissimo governo, a cui va tutta la mia dedizione e la mia stima, la coalizione di governo, e Matteo Renzi sul tema sicurezza ha fatto tantissimo. Bisogna dare atto, la forza anche della Presidente Meloni nel far passare il decreto sulla sicurezza e farlo essere diventato legge dello Stato, sia alla Camera che al Senato, ma anche col vostro aiuto, perché io da piccolo imprenditore sarò ben lieto che attraverso le magiche antenne di Radio Libertà, come dice lei, possiamo fare una battaglia culturale perché anche a Salerno e in generale nel sud Italia possano arrivare più poliziotti, possano arrivare più membri dell'esercito di strade sicure e avere migliori e contribuire voi come grande libero mezzo di comunicazione, magico mezzo di comunicazione, a far sì che un'amministrazione di sinistra possa essere presto sostituita da un'amministrazione di centrodestra, compresa la Lega, che è rappresentata da un bravo giovane che si chiama Dante Santoro e che rappresenta la Lega a Salerno. Quindi spero che possa crescere questa cultura anche col vostro magico aiuto. Grazie Antonino. Grazie ancora, e insomma raccogliamo questo appello e confidiamo in un futuro più sicuro anche per la città di Salerno. Orbene, io a questo punto introduco il faccia a faccia, le telefonate sono chiuse, e in particolare il faccia a faccia con Anna Cisint. Anna Cisint, sapete che nei giorni scorsi aveva, come si dice, denunciato questa situazione in questa chiesa vicino Monfalcone, dove c'era stata questa festa del sacrificio e c'era stato un grande afflusso di fedeli di religione islamica. Qualcuno ha avuto la bella idea che non ha riscontro nell'Islam religioso, perché appunto ci sono milioni di arabi nel mondo arabo che si chiamano Issa, cioè Gesù, e il Corano considera Gesù Cristo un profeta, ma qualcuno in tutto questo ha ben pensato di coprire una statua di Gesù Cristo. E da qui le riflessioni non sono poche. State a sentire che cosa ci siamo detti io e Anna Cisint quest'oggi. Natalia, vai pure. Allora, io ho il piacere di ritrovare questa sera l'oggi eurodeputata e un tempo sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, che ringrazio del suo tempo. Comincio con una provocazione. Ma com'è sto fatto? Il Cristo Velato una volta stava a Napoli ed era una bellissima opera d'arte, e quello di Panzano invece com'è che vi è venuto in testa il Cristo Velato? Chi è che l'ha ideato? Intanto buonasera e Ben trovata. grazie. Ma allora diciamo che il Cristo Velato a Napoli, che ho visitato più volte, fantastico, un'opera d'arte bellissima, emozionante. Di altra natura, ovviamente, quello che ci è toccato è il giorno del sacrificio. Perché di altra natura? Perché purtroppo oggi come oggi c'è una questione anche a livello Italia, perché noi lo diciamo, lo denunciamo, poi ci sono delle realtà drammatiche dove vediamo appunto che le donne sono nei recinti e quant'altro. Noi cosa è successo a Monfalcone? A Monfalcone, dove il numero degli islamici è molto elevato e quindi impatta tantissimo. Pensi che quel giorno Fincantieri non aveva dipendenti praticamente, se non quei pochi italiani che lavorano lì, erano tutti erano tutti a questa festa del rito, secondo me anche tribale, tra l'altro per la questione capretti e animali, del sacrificio. E cosa è successo? Che
la Chiesa ha consentito, diciamo, ecco, l'utilizzo di queste aree. Tra l'altro quella dove è accaduta quella cosa lì, a ridosso proprio confinante con la chiesa della Beata Vergine Marcelliana, una chiesa molto importante per Monfalcone, ma per noi anche di Panzano, no? La Beata Vergine Marcelliana è una chiesa storica e di grande impatto anche emotivo per i fedeli. E quindi dalle 6:30 di mattina mi sono arrivati messaggi, fotografie di cittadini sconcertati, vuoi per il numero delle persone presenti, tutti uomini, sicuramente numeri di migliaia di persone in un'area dove si sono stipati appunto inginocchiandosi a pregare, quindi numeri che hanno anche tra l'altro creato un po' di problemi di viabilità, come mi ha confermato il comandante, ma poi dentro appunto questa aperta al pubblico, questa zona tra l'altro, nel senso che avrebbe forse dovuto anche soggiacere, ma non è mia competenza, lo farà chi deve, insomma rispetto alle autorizzazioni, no? Sai, comunque tante Certo. persone tutte insieme. E poi cos'è successo? Appunto che a un certo momento è stato un cittadino che è venuto, più cittadini mi sono venuti a dire, no? Anche probabilmente passando di lì, e poi uno in particolare ha fotografato ed è stato lì a chiedere che tirassero via questo telo messo attorno a questa immagine di Cristo. Era già accaduto, perché per quanto poi si scusi, no, io non sono tanto favorevole ad accettare scuse quando c'è un pregresso. Era già accaduto che in un altro oratorio che era stato messo a disposizione durante Ramadan l'altro anno avessero tolto e comunque coperto il Cristo proprio all'interno dell'oratorio San Michele, quindi capisco, è sempre meglio scusarsi, però se le cose non venivano verificate da noi non emergevano, quindi di fatto l'accadimento è questo. Allora emergono più questioni. Emerge intanto una questione di rispetto che non c'è, ed è anche però emerge una questione di pretesa del rispetto, perché qui alcuni poi hanno fatto a gara a giustificare. Io non giustifico e trovo che dovremmo tutti occuparci di trovare il modo di riempire le chiese vuote più che cedere il passo agli islamici. Anche dopo, soprattutto, quello che abbiamo letto nelle 73 pagine di verifica che è stata fatta, analisi dagli 007 francesi, Sì. che spiegano qual è l'obiettivo reale della radicalizzazione. E uno mi dirà, sì, ma si parla di radicalizzazione. E io devo rispondere, visto che so di che cosa sto parlando, ma purtroppo la cultura islamica, oltre che la religione, ma anche la cultura islamica, è una cultura dove l'individuo conta poco, conta la comunità, ed è per questo che sempre di più c'è un'attrattività e anche un allargamento di pratiche che nulla hanno a che vedere con la nostra convinzione occidentale che la donna è pari all'uomo, eccetera, eccetera. Certo. Quindi lo ritengo grave perché sta in un percorso, capisce? Questa della copertura dell'immagine segue alla copertura del crocifisso in altri periodi che sono già avvenuti, segue alla presenza nei luoghi della Chiesa cattolica di migliaia di islamici in preghiera, segue alla pretesa che ci debbano essere, secondo loro, visto che non sono servizi pubblici, no, ecco, ma di luoghi che secondo loro le istituzioni devono mettere a disposizione, ma senza un'intesa prevista dalla Costituzione. E la Costituzione dice: tra religione e Stato bisogna mettere delle regole approvate dall'intesa, allora quella no, quella non serve, secondo. Ecco, allora io penso che è arrivato davvero il momento di dire le cose come stanno, ma anche di porre in essere azioni a tutela del nostro paese, direi dell'Occidente più in generale. Ecco, anche perché mi sembra che ci siano due profili, due argomenti ulteriori in questa nostra conversazione. Il primo, ci sono milioni di arabi nel mondo arabo che si chiamano Issa e sono musulmani. Issa vuol dire Gesù, per cui se qui si vela il Cristo non è una questione religiosa, è una questione evidentemente che puzza di Islam politico,
puzza proprio di cancellazione anche dello stesso pensiero, della stessa esistenza del cattolicesimo. La seconda cosa è evidente che c'è un incredibile, diciamo così, scollamento della Chiesa cattolica dalla realtà, perché non si può avere questa accoglienza continua che in cambio non ottiene niente, perché non mi pare che ci siano orde di cristiani che pregano in qualche paese arabo senza molestie, perché Esatto. in Arabia Saudita se ti pescano con la Bibbia ti fanno pentire di essere venuto al mondo. Quindi voglio dire, io non capisco il senso di questo No, Occidente che neanch'io. dice io ti accolgo anche se mi prendi a pugnalate, anche se mi cancelli, anche se mi pieghi, io però ti accolgo perché ti voglio voler bene. Ma che senso ha questo cuppio di soldi, mi scusi? No, ma guardi, io come tanti altri, siamo veramente non solo preoccupati, ma quasi storditi, no, da questa situazione incredibile che adesso lei ha ben raccontato. Se ci pensiamo, ci sono 365 milioni nel mondo di cristiani che sono ogni giorno vessati e perseguitati e nessuno lo racconta e nessuno li tutela. Siamo in un Occidente che la Francia e il Belgio lo dimostrano, è alle porte di un baratro di sostituzione, di obiettivi drammatici, perché quel report, che non è una sciocchezza, che lo stesso Macron, che non è sicuramente di destra, ha istituito immediatamente un gabinetto di sicurezza, dice chiaramente che l'obiettivo che hanno con i numeri, ovviamente, a cui stanno arrivando, è sicuramente quello dell'applicazione della Sharia, ma è anche quello della sovversione del sistema democratico. Se un amico è stato in un paese arabo durante il Ramadan e si è permesso di mangiare un pezzo di pane per le strade, è stato quasi arrestato. Allora c'è da capire che tipo di masochismo abbiamo e bisogna, oggi c'è più consapevolezza, e lo raccontiamo a mo' quasi di evangelizzazione a sto punto. Mi stupisco della Chiesa, ho scritto al Papa con educazione Sì. e spero con grande rispetto, perché ho un grandissimo rispetto per il Papa, ma gli ho scritto perché qui c'è in questa città ma in più in generale, io ormai diciamo mi muovo tanto, perlomeno in alcune regioni in particolare, ma in generale nel nostro paese. Guardi, c'è un grande smarrimento da questo punto di vista e bisogna che si torni a pensare che abbiamo un futuro se lo costruiamo, perché abbiamo anche un passato che non possiamo buttare a mare in questo modo. Nel contempo, l'altra mattina sono andata in quella zona lì dove c'erano migliaia di islamici per la festa del sacrificio e sono entrata in chiesa. La chiesa era deserta. La chiesa della Marcigliana era deserta, dall'altra parte c'erano 3.000, 2.500, 4.000 islamici che per il rito del sacrificio. Ecco, questa è la realtà di oggi e io sono sbalordita dell'assenza di comprensione di una parte della politica che crede, il PD e a sinistra credono che avranno dei voti, ma non li avranno perché gli islamici faranno le loro liste e faranno le loro politiche di governo, dove anche quelli di sinistra verranno azzerati, perché così si immagina Credo che se lei sia useranno ampiamente il PD. documentata su questo, quindi. E quindi e anche la Chiesa, io mi auguro davvero che ci sia un riorientamento, perché oggi penso sia davvero importante, necessario, nessuno vuole vessare nessuno e io non sono tra quelli che non si, come dire, non credono che il diritto di culto sia tale. Per me è così, il diritto di culto è soggettivo e meno male che c'è il diritto di culto, però ci sono delle regole di ingaggio che l'Italia e l'Europa hanno perso di vista e questo porta alle situazioni che ogni giorno viviamo, la sottomissione della donna, le spose bambine, la poligamia che fanno nei loro paesi, poi vengono qua con i contratti di matrimonio dove è scritto che possono avere più mogli. Chiaro che non si sposano qua e che non te lo diranno, perché sono diventati furbi, hanno riorientato anche la comunicazione. Oggi ho visto, leggevo, di portavoci dei centri islamici
Cioè, oggi come oggi preferiscono che a parlare, raccontando quello che vogliono dire, non quello che pensano, i portavoci degli islamici, perché altrimenti no, hanno capito che c'è un abito da avere, ma l'obiettivo è quello che conosciamo, è quello che dice anche il report francese: Sharia e sostituzione, sovversione del sistema democratico. Scusi, oggi è il 10 giugno e io stamattina ho letto in rassegna stampa l'incredibile intervista di Elly Schlein che sostiene di aver vinto. Non ho capito bene cosa, sembra quasi che il PD sia andato al governo, però che io sappia il governo non è ancora in mano al PD. Ma al di là della battuta, è fallito soprattutto il referendum che chiedeva di abbassare i tempi per la cittadinanza. È Certo. stato un vero e proprio bagno di sangue. E allora la domanda è: questo è un paese razzista o questo è un paese che semplicemente vuole delle regole certe e chiederlo non è razzismo? Ma le dirò una cosa rispetto a questo, al di là del fallimento annunciato dei referendum, del fatto che Landini cercava un contratto per sé perché è in scadenza, la Schlein adesso ha il suo bel da fare a governare il suo partito in rivolta, dalla Picerno agli altri, no? E Sì. sono affari suoi e hanno talmente degli obiettivi che sono dannosi per il nostro paese che quando il cittadino lo può dire, lo dice. Con il no non vengo a votare perché mi prendi in giro con questi referendum farsa, prima roba. E poi quando è andato, come ha detto lei, è stato molto chiaro rispetto alla cittadinanza. Le dirò due cose. La prima, sono andata a guardare anche, oltre alla percentuale altissima che ha detto no non andando a votare alla cittadinanza, sono andata a guardare alcuni comuni. Monfalcone che vive situazioni allucinanti come quelle che ormai tutti conoscono, ma anche sono andata a guardare un altro comune del Veneto, dove all'epoca c'era stato un grosso problema che Salvini aveva risolto, tra l'altro, di un centro diciamo molto pesante, e quindi si erano visti su numeri di residenti abbastanza bassi, si erano visti arrivare numeri incredibili, orde di extracomunitari, no? Beh, in questi due comuni, in quello del Veneto, addirittura il no ha prevalso sul sì, cioè addirittura quelli di sinistra, che principalmente sono andati a votare, anche loro non hanno votato il sì alla cittadinanza. Questo comune nella bassa veneziana, 3.000 abitanti, per dirle, quella volta era stata installata una base di clandestini di numeri molto elevati, e Salvini nel 19 era riuscito a fare, diciamo, a chiudere e a risolvere la questione. Lì ha vinto il no, nonostante avesse comunque vinto, perché c'è una percentuale altissima di non voto, Sì. mentre quelli che sono andati a votare nei 4 referendum precedenti hanno votato sì, nella cittadinanza pure quelli che hanno votato sì hanno votato in maggioranza no, e a Monfalcone siamo sul 53-47. Quindi questo per dirle che la cittadinanza deve essere un premio, che la cittadinanza già a maglie larghe, che la cittadinanza oggi in Italia la ottieni purtroppo anche se non te la meriti, anche se non sai una parola di italiano, anche se non rispetti l'ordinamento giuridico italiano. Oggi è così, altro che ius scholae, ius soli, no, bisogna che chi diventa cittadino italiano sia orgoglioso di essere un cittadino italiano, non che diventi cittadino italiano perché ha dei vantaggi personali, come a me da sindaco è capitato vedere e ascoltare. Quindi io mi auguro nel buon senso futuro, perché anziché stringere i tempi, bisognerebbe fare più controlli, che i cittadini italiani che sono diventati tali, come fa la Svizzera? La Svizzera Sì. fa una specie di sospensione, che chi delinque si possa togliere la cittadinanza. Io sarei favorevole anche alla remigrazione in caso di delinquenza, ecco, e di condanne. Ecco, questi sono, i cittadini hanno le idee del buonsenso e l'hanno dimostrato. Come del Senta, resto abbiamo detto noi della Lega chiaramente, e come stiamo dicendo e portando avanti, perché poi, se vogliamo dircela tutta, anche questo è un altro tema. Siamo gli unici, dal mio punto di vista, che seguo questi temi, siamo gli unici coerenti che
dicono e fanno, e bisognerebbe che ci fosse un accompagnamento migliore. Le dirò che il piano Mattei presenta delle gravi pregiudiziali per me, perché oggi in Italia bisognerebbe dire, beh, gli irregolari islamici, gli irregolari in generale non entrano, ma faccio una bella verifica anche sui regolari islamici, perché altrimenti dopo non puoi andare nei comuni a chiedere ai sindaci fammi la moschea, non puoi andare a dire fammi le scuole perché facciamo 6 figli, capisce? C'è un mondo oggi che va ripreso in mano perché siamo non troppo distanti dal baratro. Certamente, e però in tutto questo stamattina sentiamo anche Antonio Tajani dire: "E vabbè, dobbiamo ripartire dallo ius scholae", cioè, non si riesce proprio a capire il concetto che qui No. bisogna integrarsi prima di tutto, perché se Ma no gli t'arriva il islamici solito non hanno Gali e intenzione, capito? Cioè il tema è l'integrazione, no? L'integrazione o è biunivoca oppure non è inutile che parliamo di integrazione. Io qui ho vissuto molte altre provenienze, Romania, Perù, altre zone, come un non problema. Il tema è l'Islam, ma perché la religione e lo Stato si sovrappongono e per loro il Corano è la loro Costituzione, quindi non va bene neanche lo ius scholae, perché bisogna fare il contrario, bisogna riuscire a capire se tutti i cittadini italiani sono cittadini italiani, cioè rispettano la Costituzione e l'ordinamento giuridico italiano. Nella mia esperienza da sindaco vengono date cittadinanze a chi non sa una parola di italiano, la moglie la tiene segregata a casa e quando la figlia diventa in età fertile la porta con l'inganno a casa propria e la fa sposare da minorenne. Poi arrivano qua, finiscono la scuola e ste ragazze spariscono. Questo non è dire siamo cittadini italiani, capisci? Allora, questa è la realtà. Dopo, se vogliamo parlare di filosofia, di quello che potrebbe essere giusto, ma non c'entra nulla con la realtà. E credo che non ci sia altro da aggiungere. Sindaco sì, per me è Va sempre il bene sindaco, ma sindaco, ci sarò sempre mancherebbe. sindaco. Onorevole Cisint, senta, ma Cisint, ora quali saranno i suoi prossimi impegni? Anche perché, per concludere, visto che parliamo di donne che spariscono, la stessa Giulia Sorrentino, la collega Sorrentino, sul Tempo parlava giusto la settimana scorsa di queste donne che nella stessa Emilia-Romagna, così progressista, dove si parla di eutanasia, dove si parla di diritti per tutti quanti, beh, queste vengono segregate in casa, pestate, costrette ai matrimoni forzati, tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. E allora cosa c'è? C'è una doppia morale e quindi è sempre la loro cultura e ci giriamo dall'altro lato? Sì, sì, la doppia morale di sinistra la conosciamo e loro sono quelle della lotta per i diritti delle donne, le femministe, no, che però sono scomparse. E la Giulia Sorrentino, ma anche la Serena Pizzi in un recente servizio di Fuori dal Coro, che per fortuna che ci sono queste persone che approfondiscono questi temi, beh, la Serena Pizzi è andata personalmente con tanto di burka all'interno delle moschee, ha parlato con gli imam e gli imam hanno detto, lei ha domandato ma mio marito mi picchia e loro se davanti nelle scuole dicono la donna per l'Islam è importante, nella realtà delle cose, ma io lo so perché seguo i servizi sociali a Monfalcone da una vita, nella realtà è diverso, non lavorano, da donna deve stare in casa e decide il marito, se la picchia un bene per lei è perché sicuramente c'è una ragione, capisce? E questo il tema, la solita ipocrisia di sinistra e lo vediamo in alcune zone dove ci sono in particolare certe provenienze. Nella zona dell'Emilia, ad esempio il Pakistan e Novellara, Sì, ad esempio, ha avuto Saman Abbas appunto. e non è bastato perché danno la responsabilità. Quello è il vero patriarcato, a proposito, tra Certo. l'altro. Ecco, danno responsabilità a tutti meno che a quello che l'Islam dice delle donne. Cioè, in realtà, come si comportano nei confronti delle donne, a volte anche già delle bambine. Io lo vedo da quando sono piccole, che sono velate, cioè vuol dire nascoste, perché sono oggetti sessuali, questa è la motivazione. E quella è sottomissione, cioè la questione della sottomissione è una certezza.
È una certezza che sta diventando una certezza non solo della sottomissione della donna, ma se non ci muoviamo, anche della sottomissione di un paese, a causa di personaggi che non hanno ancora ben capito e facevano la battaglia per i diritti delle donne, ma non hanno ben capito che lì oggi sono scomparsi e fanno la battaglia contro le donne, perché tutelare purtroppo oggi la radicalizzazione vuol dire combattere i diritti delle persone, delle donne e delle bambine. E meglio non si poteva dire, tutelare i diritti delle persone, delle donne e delle bambine, esattamente. Onorevole, ora quali saranno i suoi prossimi appuntamenti? Siamo, con un sacco di cose in piedi perché, per quanto riguarda questo tema lavoriamo anche per tutelare i cittadini che ci scrivono per quanto riguarda, i centri islamici irregolari, quindi stiamo aiutando Padova, in via Turazza, dove ci sono cittadini che da anni aspettano che il sindaco si muova, ma il sindaco di Padova è sordo e quindi non si muove in nessun modo, e lì c'è una moschea irregolare dove i cittadini vivono attaccati accanto proprio, non dormono di notte, sono minacciati, siamo andati a documentare, è una cosa allucinante, ma la stessa situazione in molti altri luoghi. I prossimi appuntamenti saranno a San Giorgio, a Udine, saranno a Thiene, saranno in varie zone del Veneto. Andrò anche a Trieste perché anche lì i cittadini ci stanno dicendo guarda che accade un po' quello che conosciamo, c'è il problema della rotta balcanica che non è scomparsa sicuramente. Poi ci occupiamo di molto altro perché, a dir la verità, io faccio anche il delegato consigliere a Monfalcone, ma in Europa mi occupo anche di portualità, che sto seguendo moltissimo, di marittimo, di tutela degli operatori della logistica che sono in ginocchio a causa delle assurde scelte Green Deal che ha fatto l'Europa. Mi occupo di pesca, abbiamo ottenuto un grande successo l'altro giorno, abbiamo detto che la pesca, un determinato tipo di pesca non poteva essere, diciamo, tolto ai pescatori nelle acque interne e l'Europa voleva voleva toglierlo, e noi abbiamo fatto una richiesta di parere e abbiamo avuto ragione noi, quindi siamo riusciti a dare delle risposte anche ai pescatori delle valli di Comacchio, del Veneto, delle zone, diciamo, dove determinate pesche un certo tipo di pesca si svolge. Insomma, abbiamo tanto da fare e infatti è una vita, diciamo, molto bella, interessante, però davvero impegnata, ecco. Vabbè, è comunque una giusta battaglia quando ci si crede, quindi buon lavoro e grazie al suo tempo. Grazie a lei, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Padre, occhi gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Ah, madre, donna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Non mi senti o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi? Ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto.
Oddio ci credo, ma non ti vedo, mentre grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, 1000 anni e quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti, ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora quei tuoi proverbi a illuminarmi. Ah, madre, butta i panni, prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi. Antonino, a te la linea. A te la linea, Antonino. Sì, grazie Natalia. È il momento però di In attesa di giustizia, quindi andiamo pure con la sigla e poi presentiamo i nostri ospiti graditi come sempre di questa sera. Vai pure Natalia. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. E allora, questa sera avete ascoltato Cesare Cremonini con Padre e Madre del 2019, i nostri ospiti, o meglio, il co-conduttore, come sempre, l'avvocato Claudio De Filippi, che ringrazio per il suo tempo. Buonasera avvocato. Ciao caro, ciao Antonino a tutti i radioascoltatori, salve a tutti. E poi il nostro ospite è gradito anche lui, che ritorna, Salvatore Salerno, presidente delle Famiglie Unite per i Minori. Buonasera Salerno, ben trovato. Grazie per l'invito, è veramente un piacere parlare ed essere sempre con voi, grazie. Grazie a lei, Presidente. Avvocato, allora, che cosa vogliamo affrontare stasera col Presidente Salerno? Caro Antonino, tu sai che gli argomenti che noi bazzichiamo, diciamo impropriamente detto, sono tasse, sono minori come stasera e sono errori giudiziari. Questi sono un po' gli argomenti principe, salvo eccezioni perché ci sono sempre dei casi diversi. In questo caso appunto il Presidente Salerno ha costituito un'associazione di cui ci parlerà lui, che mi è stata segnalata da dei clienti, che ha in animo un'iniziativa ad ottobre di fare una manifestazione anche a Roma, se non sbaglio, vero caro Presidente? Esatto. Giusto? Il 25 ottobre saremo a Roma a manifestare contro gli allontanamenti che noi riteniamo che sono illeciti. Sì, di cosa si tratta? Dove manifesterete intanto, così che sappiano dove si troverà la manifestazione, che
avrete chiesto l'autorizzazione. A Roma non è facile ottenere le autorizzazioni, no? Per fare manifestazioni. Esatto, ci hanno concesso Piazza dei Santi Apostoli. Sì, quindi è una zona abbastanza centrale, direi. Diciamo di no, più che altro vicino al commissariato di polizia, diciamo. Ecco, quindi la Avremmo polizia noi veloce. voluto essere più vicino alle istituzioni per far sentire questo messaggio forte, perché i bambini hanno la necessità di poter vivere e crescere con le proprie famiglie. Sì. Va bene, dici un po', raccontaci un po' di cosa si tratta quando tu parli di allontanamenti. Io più o meno lo so, ma i radioascoltatori ne vogliono sapere di più. Spiegaci un po' qual è il problema e cosa si potrebbe fare. In realtà non c'è un allontanamento lecito e illecito, gli allontanamenti sono tutti illeciti, perché il diritto del bambino, come dicevo prima, è vivere e crescere con la propria famiglia, e i servizi sociali preposti dovrebbero aiutare le famiglie in caso di necessità. Questo purtroppo non avviene, perché la verità, dietro gli allontanamenti c'è un sistema che persegue degli interessi privati. In Italia il tema dei bambini allontanati dalle proprie famiglie ha suscitato notevole attenzione, soprattutto in seguito agli scandali come quelli di Bibbiano, che è stato portato alla luce attraverso un PM coraggioso, cosa che attualmente in Italia non sta succedendo nelle altre regioni, e questo ci dà tantissimo dispiacere. Ecco, ma per Bibbiano cosa è successo? Perché poi da articoli di stampa era emerso che il caso si era un po' sgonfiato, no? Cosa è successo a Bibbiano in realtà? Diciamo che il caso si è un po' sgonfiato perché furbamente l'indagato non è stato possibile attraverso la magistratura. Adesso non sono giustamente un giurista per poter approfondire giustamente la cosa. Non c'è stata data la possibilità di poter venire a testimoniare, diciamo, le vittime, tra virgolette, perciò di conseguenza il caso si è un po' sgonfiato. Però attualmente so che ci sono ancora degli indagati, l'udienza è in corso e a breve penso che ci saranno anche, presumo, delle condanne. Diciamo che il caso si è un po' sgonfiato, però la gravità del caso rimane sempre, mi sembra di aver capito, per certi aspetti, o no? Sicuramente sì, perché da alcune fonti ogni giorno in Italia ci sono circa 80 bambini che vengono sottratti alle famiglie di origine e collocate presso queste strutture chiamate casa famiglia, che poi nulla hanno di casa, ovviamente. Molti bambini scappano da queste comunità, come è capitato qua in Piemonte, dove un bambino si era allontanato dalla comunità ed è stato tranciato da un treno e è morto. Sì. Ecco, parlaci un attimo di esperienze di casa e famiglia che tu hai avuto modo di conoscere, e per far capire un po' la situazione in cui stanno, appunto, in cui queste case e famiglia si stanno in modo difficile, secondo me, cercando di dare il loro contributo alla felicità dei bambini. Perché diciamo che, come dicevo prima, nulla hanno di casa, perché non hanno una mamma, non hanno un papà. Sono dei luoghi inaffettivi dove c'è un educatore che gestisce 20 bambini. Adesso una mamma, una mia assistita, mi ha chiamato preoccupata perché durante il luogo neutro il bambino gli ha detto che un altro ospite gli ha puntato il coltello sulla pancia. Stiamo parlando di un bambino di 9 anni e mi sembra assurdo che dentro una comunità si possa avere libero accesso a delle armi bianche dove veramente ci si può fare del male. Diciamo che non c'è sicurezza, da quello che tu dici, nell'ambito delle case famiglia, giusto? Esatto, poi è capitato anche in altri casi dove magari impropriamente gli vengono somministrati dei psicofarmaci ai minori per evitare che questi bambini possano scappare o possano raccontare la realtà che vivono giornalmente all'interno di queste strutture. Ecco, ho sentito altri presidenti di associazione che sempre per quanto riguarda le case famiglia
riferiscono che non c'è una vera e propria specializzazione, cioè nelle case famiglia ci sono bambini molto piccoli e bambini quasi adolescenti, quasi maggiorenni. Ti risulta questa cosa? Cioè Sì, che mi non ci risulta che sia c'è una casa tantissima famiglia per bambini promiscuità. fino a 6 anni, fino a 8 anni, fino a 10 anni, ma ci sia qualunque minore da 0 a 18 anni. E questa è un po' la verità. Mi risulta che c'è una promiscuità di età, come giustamente mi stai dicendo anche tu, Claudio. In alcune strutture, bambini che dovrebbero avere una fascia massimo di 9 anni, ci ritroviamo magari in strutture dove ci sono dei bambini magari che sono un po' più adulti e magari hanno un vissuto diverso dai bambini che vengono allontanati dalla famiglia per una semplice conflittualità genitoriale. Certo, certo. Ecco, ti volevo dire questo. Nell'ambito della tua, poi parleremo un po' dell'associazione alla fine, così magari presenterai un po' l'associazione, quali che sono i funzionamenti dell'associazione, come ci si può associare, dove sono le sedi, i siti dove le persone possono trovarla. Dicevo questo, tu hai verificato che spesso e volentieri l'intervento degli assistenti sociali è a volte addirittura controproducente nei casi specifici dei tuoi associati, che mi avevi parlato di questo? Su tutti i miei associati è sempre controproducente. Non abbiamo trovato un caso in Piemonte dove i servizi sociali sono stati, diciamo, idonei a supportare la famiglia, onde evitare che le famiglie vengono disgregate. Qualche anno fa la dottoressa Caucino aveva tirato su l'allontanamento zero, che poi in realtà nulla ha di zero realmente, perché quella legge andava ad alimentare ancora di più il business. Effettivamente adesso mi ricordo una delle tante voci, una delle prime voci era il potenziamento delle famiglie affidatarie. Perciò partendo da questo non si vede una reale volontà di proteggere realmente il minore. Sì, ecco, volevo dirti questo. Un argomento che a me sta a cuore è quello del diritto di visita dei genitori per i minori. Infatti tutti i presidenti di associazione che abbiamo intervistato, sia il presidente Emanuele di Milano, che è venuto in trasmissione, sia Gismondi di Roma, sia tu, sia altri presidenti, abbiamo fatto sempre questa domanda, ho fatto sempre questa domanda relativamente al contenzioso che è veramente grande, veramente immenso, tra ex coniugi, ex compagni con figli minori, per quanto riguarda non solo l'affido ma anche proprio il diritto di visita. Su questo argomento che cosa hai visto, che cosa nella tua esperienza associativa, quale potrebbe essere una soluzione alla riduzione del contenzioso e anche all'intervento del giudice effettivo e concreto per permettere al genitore che non riesce a vedere il figlio di chiudere il contenzioso senza particolari denunce, cause, controcause e quant'altro. Io penso che il Tribunale la prima cosa che dovrebbe fare è attivare una mediazione familiare. Eventualmente una delle parti, se vorrebbe sottrarsi a questo, da questo si potrebbe già dedurre che uno dei due genitori vorrebbe che il minore si allontanasse dall'altro. Non so se ho reso l'idea. Sì, ma la mediazione familiare di fatto è volontaria ancora con la Cartabia. Ti risulta questo? Cioè è una scelta che ciascuno, il giudice non può imporre, questo chiedo, ai due genitori in conflitto. Ti risulta questa limitazione della legge, questa diciamo un po' anche contraddizione della legge Cartabia? Purtroppo sì, Claudio, purtroppo sì. Non è Quindi obbligatoria. O è volontaria la mediazione, ma con due coniugi o ex compagni che si fanno la guerra, come si può pretendere che vogliano fare la mediazione quando ovviamente c'è uno che forse la mediazione la vuol fare, ma l'altro assolutamente no? Dovrebbe essere il giudice a imporre la mediazione, che secondo me ormai si impone nell'ambito del diritto
mediazioni in tutti i settori, dalla responsabilità professionale che è stata ampliata alle cause contro le banche, alle cause in materie più disparate, però non si riesce a fare ancora una mediazione obbligatoria nell'ambito più importante, che è forse senza dubbio quello minorile, quello dei bambini. Io penso che non si voglia fare, perché se realmente si vorrebbe non fare, si voglia fare, perché se si fa in tutti i settori, tranne in questo, sembrerebbe proprio così, cioè che non ci sia la volontà politica. Ecco, quindi tu stai sollevando un problema che la mediazione, se non sbaglio, dovrebbe essere assolutamente ordinata dal giudice come necessaria e immediata. E poi nel momento in cui il coniuge o il compagno che non vuole, per esempio, far vedere il figlio o c'è contestilito e quant'altro sugli orari di visita, non accetta la mediazione, deve subire la condanna da parte del giudice. Ecco l'argomento principe. Se ti risulta nella tua prassi dei tuoi clienti che si sono avvicendati davanti ai tribunali ordinari dei minori, adesso i minori hanno ceduto, diciamo così, lo scettro al tribunale ordinario, se ti risulta che i giudici applichino le cosiddette astraens, cioè che sono le sanzioni per il genitore che non rispetta la legge, che non rispetta le sentenze, che non fa vedere i figli, eccetera, eccetera, con, faccio un esempio, sanzioni economiche, ammonimenti, pagamenti di ogni volta che non vedi il bambino 500 euro, 1000 euro, 2000 euro. Ecco, questo io chiedo. Ti risulta che i giudici facciano rispettare la legge come prevede il codice, con l'articolo, se non sbaglio, adesso vado a memoria, il numero 39 dell'articolo 473, correggimi se sbaglio perché i numeri non sono forte, però sostanzialmente dove si prevede che il giudice possa farlo. Purtroppo no, vediamo dall'altra parte i servizi sociali, anzi che alimentano la conflittualità tra genitori, perché loro, alimentando la conflittualità tra genitori, hanno la possibilità di prendere il minore e poterlo allontanare. È vero che per loro è più semplice prendere un bambino ed allontanarlo che aiutare realmente la famiglia. Quello che noi vediamo è che le famiglie in realtà non sono aiutate. Quest'anno in Piemonte sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro per i servizi sociali. Abbiamo visto che neanche un centesimo finisce alla famiglia o finisce al fine di far sì che quel bambino venga allontanato. Noi vediamo che la maggior parte delle volte che i servizi sociali intervengono per allontanare i minori. Ieri purtroppo 2 dei miei associati, compreso anche un legale, si è recata presso la Regione Piemonte per conferire con l'assessore alle politiche sociali, dove abbiamo generato una petizione dove i servizi sociali sono stati inadempienti, non ascoltando le indicazioni del giudice, hanno interrotto i rapporti con la famiglia di origine e di conseguenza questi bambini sono andati a finire in un'adozione mascherata, quando il giudice non lo prevedeva. Oh caro, allora arrivo sull'ultimo argomento, poi parliamo un attimo dell'associazione, se Antonino ci conferma che abbiamo ancora 2 minuti. Allora, ti volevo chiedere questo, le tue esperienze rispetto al nuovo, più o meno nuovo, codice rosso. Cosa ne pensi del codice rosso introdotto sempre, mi sembra, dalla legge Cartabia o comunque introdotto da poco tempo? In realtà non vedo una vera tutela dalla parte delle mamme, perché le mamme dal momento che vengono portate dentro quella struttura, in realtà vengono psichiatrizzate e gli si viene data un'opinione oggettiva e il bambino rimane in struttura e la mamma dopo poco tempo viene allontanata. Perciò in realtà non vediamo un reale sostegno da parte delle istituzioni verso le donne e verso i minori stessi, perché poi i bambini si ritengono in struttura ed entrano in un circuito di affidi, adozioni e via dicendo.
parlaci un po' dell'associazione. Allora, dici come si chiama, quali sono i recapiti, dove i cittadini possono raggiungerla su internet, della manifestazione, e appunto se vuoi aggiungere qualcosa, se ci sono altre associazioni con cui collabori per questa manifestazione. Sì, l'associazione è nata da una mia esperienza personale con i servizi sociali, perché sono vittima io stesso di questo sistema dove mia figlia mi è stata allontanata e per una semplice separazione dal 2013 ad oggi mi fanno vedere a mia figlia in un luogo neutro dove si stanno diradando i rapporti, dove ci impediscono di farci una foto e via dicendo, quando la madre era in attesa di processo, lei per i maltrattamenti. Molti casi vengono ribaltati così al contrario per avere la possibilità loro stessi di poter lavorare. Questo è il mio pensiero personale. Da questo è nata l'associazione. Abbiamo fatto da poco un sito internet che si chiama famigleuniteperibambini.it. Cerco di aiutare un po' tutte le famiglie in tutta Italia, non mi trattengo. Collabori con altre associazioni? Sì, con papà separati, con un'altra associazione, una mamma anche lei mamma, ha fondato un'associazione. Se puoi dirci la data della manifestazione e un numero di telefono se qualcuno volesse per esempio raggiungervi e partecipare alla manifestazione stessa. Volevo dire che ho indetto io già l'anno scorso la giornata nazionale dei bambini strappati. L'anno scorso l'abbiamo realizzata davanti la sede della RAI a Torino. Quest'anno la faremo davanti i servizi sociali di via Filadelfia, perché quei servizi sociali inadempienti sono coinvolti, la responsabile in più casi fotocopia e qualche mese fa un genitore gli ha devastato l'ufficio perché appunto la responsabile continua a essere inadempiente. Perciò quest'anno la giornata nazionale dei bambini strappati faremo un flash mob proprio davanti la sede di questi servizi sociali. Ecco, lascia un numero di telefono così concludiamo la trasmissione. Per essere contattato. Con piacere. Do anche la mail ass.famigleuniteperibambini@gmail.com e lascio anche il mio recapito telefonico personale che è il 328 73 91 336. Io sono Salerno Salvatore, il presidente dell'associazione Famiglie Unite per i Bambini. Grazie Presidente, grazie Antonino. Se non hai qualche domanda tu, caro Antonino, io direi di concludere la trasmissione. Sì, possiamo concludere. Grazie a entrambi e ci ritroviamo il 17 giugno. Grazie. Grazie. Salve a tutti. Grazie Antonino, grazie a Claudio, grazie a tutti gli spettatori che ci hanno ascoltato. Grazie ancora. Allora, adesso una brevissima pausa e poi in New Guinea, Praha Magia 2022, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nuvole se piaci
te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Allora, noi chiudiamo la nostra trasmissione con quest'ultimo faccia a faccia con Lorella Gerace. Oggi un ragazzo a Graz, in Austria, è entrato e ha ucciso 10 persone nel liceo dove aveva studiato, poi è entrato nel bagno del liceo e si è sparato. L'Austria terrà 3 giorni di lutto nazionale, domani alle 10 un minuto di silenzio. Il clima è davvero pesante. State a sentire che cosa mi ha detto Lorella Gerace, che è responsabile della Lega per l'Austria, e poi alla fine del faccia a faccia ci salutiamo con la sigla e il volo Grande Amore del 2015. Grazie a tutti, appuntamento domattina alle 7:30 con la rassegna stampa, se preferite domani sera con Zoom alle 18:05 trattabili come sempre. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Questa sera per Zoom io ho il piacere di ritrovare Lorella Gerace, che è la responsabile della Lega all'estero per l'Austria. Lorella, intanto grazie del tuo tempo e grazie della tua cordialità e disponibilità come sempre. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, tu stamattina mi hai segnalato una cosa che non è attribuibile, per fortuna verrebbe da dire, non lo so, al terrorismo islamico, però è avvenuta in una scuola di Graz. Cioè un tale è entrato, ha cominciato a sparare all'impazzata, se non sbaglio ha fatto una decina di morti, dopodiché si è chiuso il bagno, ha mandato un messaggio ai familiari chiedendo scusa e si è ammazzato. Dalle prime notizie frammentarie che sono arrivate pare che l'uomo fosse un ex studente e che comunque avesse sofferto del mobbing. Che altro ci puoi dire di quello che è successo? Grazie ancora del tuo tempo. Allora, buonasera a tutti. Voglio dire che oggi in Austria si scrive una pagina molto drammatica, la più drammatica del dopoguerra, perché sono morte 10 persone, sono morte 4 studenti femmine e 4 studenti maschi, un professore e l'attentatore. Dell'attentatore non mi importa, ma mi importa di questi ragazzi che non potranno più abbracciare i propri genitori. Ed è accaduto oggi, una giornata particolare, perché il 20 giugno del 2015, sempre a Graz, un bosniaco sedicente terrorista musulmano con un SUV andò in centro e fece 3 morti e 36 feriti. Ora, 10 anni dopo, risiamo punto e da capo, però questa volta non si tratta di un musulmano, ma di un austriaco vero e proprio. Un ragazzo di un paesino vicino a Graz, senza né infamia né lode, vive in questo paesino, va a scuola, in questa scuola che è un liceo scientifico. Il nome Borg, che dicono tutti, è un acronimo per dire scuola superiore a indirizzo scientifico. Questo studente, lui dice che è stato bullizzato durante tutto il periodo della scuola, ma lui ha quasi 22 anni, quindi si tratta di storie passate, quindi lui le ha fermentate in questo periodo, le ha fomentate, chissà quali voli pindarici con la sua testa abbia fatto per resistere tutti questi anni e oggi sfoderare la sua rabbia e la sua acredine contro questa scuola, uccidendo tutte queste persone. Ora, lui va in questa scuola alle 10 la mattina. I ragazzi sono in classe, giusto? Sì. Sono in classe, lui entra nella scuola con un fucile a canne mozze e una pistola. Ora, la pistola la puoi nascondere, ma un fucile a canne mozze con molta difficoltà. Allora, questo entra tranquillo con un fucile in mano, fa un piano, va al primo piano
e comincia a sparare verso due classi dove i ragazzi hanno più o meno 15-16 anni, a porta chiusa. Poi apre le porte e comincia la mattanza, la strage. Io ho una registrazione degli spari che sono avvenuti al primo piano e sono stati registrati dal secondo piano, però io non so se con la radio si possono sentire. Se vuoi io ci posso provare. Prova a sentire l'audio. Sì, infatti, ora te lo metto un attimino. Avvicinalo al microfono, sentiamo un attimo. Sì, allora, vediamo se è questo. No, è questo allora. Lui va, apre le porte e spara. Dal secondo piano registrano e non sanno che cosa sta succedendo. Ecco. Non si sente. Non so se Non si è sente. sentito. No. Sono registrati 13 spari, in realtà sono molti di più. Sono molti di più perché 9 morti di ragazzi che hanno diversi colpi addosso, più ci sono 28 feriti, di cui 12 che lottano fra la vita e la morte, anche loro colpiti da più proiettili. Allora, la polizia dice che ha un fucile a canne mozze e una pistola registrata a lui stesso. Io ho sentito i colpi, purtroppo non ve li posso far sentire perché questa è una registrazione di una registrazione. Certo. Ma non mi sembra un'arma automatica a ripetizione, perché è molto veloce e una pistola non può essere così veloce. E figurati un fucile a canne mozze lo devi ricaricare. Quindi io non so, questa è la versione ufficiale della polizia. Questo spara a tutti, fa un video, va nel gabinetto e manda un messaggio, come dicevi tu prima, ai genitori, scusando, e anche agli amici, dicendo a loro io sono infelice, io non voglio più vivere così, vivo nel rancore e quindi la faccio finita. E lì si spara online. E la polizia dice che questi video sono inguardabili, come sono duri. Ora, gli spari sono stati tanti. I vicini della scuola sentono gli spari e allarmano alle 10 la polizia. La polizia arriva dopo 3 minuti lì, arriva in un grandissimo numero e in 17 minuti con le forze speciali che si chiamano Cobra, riescono a liberare i ragazzi che si erano asserragliati, impauriti nelle varie aule. Vengono portati fuori e la polizia comincia a perquisire la scuola in silenzio perché in quel momento loro non sapevano se fosse un attentato islamico e quindi più di uno, B, se comunque non era islamico, se ci fossero stati dei correi. Quindi in silenzio, io ho il filmato, perquisiscono la scuola, trovano l'attentatore in un lago di sangue in un gabinetto e finiscono per la perquisizione, vedono che lui è solo. Gli tolgono il telefono di mano e vedono le scuse, il filmato, e capiscono che è una persona sicuramente disturbata e che ha fatto tutto da solo. Ma la mia riflessione, e la voglio fare con voi, è che questo ragazzo aveva dato segni di squilibrio già a scuola, così ne parlano i suoi compagni, ma gli è stato dato il permesso, il porto d'armi di 2 armi, uno di questo fucile da caccia a canne mozze e un altro di una pistola. Allora io mi chiedo se non fosse magari il caso di controllarle di più le persone per non finire poi come in America che sparano all'impazzata.
Lui aveva queste 2 armi ufficialmente, quindi non erano dei genitori, come è stato detto all'inizio, erano proprio sue. Nei suoi video, nella memoria del telefono, non c'era niente che richiamasse l'islamismo o il terrorismo. Lui era un austriaco che aveva problemi psichiatrici e ha fatto questa strage per vendicarsi di qualcosa che è successo anni fa, perché lui ha quasi 22 anni, qui la maturità si fa a 18 anni, quindi capirai che sono passati 4 anni, che vendette può avere. Questi ragazzini che lui ha ammazzato oggi non erano nemmeno nel ginnasio, nel liceo, quando c'era lui. Quindi è stata proprio una mattanza gratuita, non è stata diretta a nessuno in particolare. L'altra riflessione che voglio fare è che questa scuola era sguarnita di controllo. Uno va in una scuola dove ci sono tanti bambini, si porta un bazooka, non lo so, un fucile, un mitragliatore, nessuno controlla. E allora vale la pena pensare un attimo di mettere dei controlli, perché in Austria non ci sono i controlli alle scuole. Puoi entrare, non è come in Italia che ti chiudono la scuola. In Austria è aperta, puoi entrare e uscire quando vuoi. Forse sarebbe il caso che questo paese si mettesse un po' a riparo da queste situazioni che purtroppo succedono. Io non so perché questo ha avuto mano libera per entrare al primo piano e sparare. Sicuramente la polizia farà le indagini. Un complimento lo voglio fare alla polizia, che è arrivata subito e in 17 minuti ha salvato le ragazze e ha organizzato un punto di raccolta nello stadio di Graz, dove ha fatto venire subito psichiatri, psicologi, tutto il personale possibile e immaginabile a sostegno dei ragazzi e delle famiglie dei ragazzi che hanno visto questa brutta mattanza. Questa è più o meno la storia. Lorella, per chiudere, ringraziandoti del tuo tempo, l'Austria ora farà 3 giorni di lutto nazionale, domani alle 10 un minuto di silenzio. Riferisce la BBC che c'è gente che piange addirittura per strada a Graz. È vero. Come si può affrontare un dramma simile in un paese come l'Austria, che ci sembra sempre in fondo legato all'epoca degli Asburgo, alla principessa Sissi, a un'atmosfera diciamo fatata? E ora che ci sono gli orchi, che si fa? Guarda, il tempo della Sissi e di Cecco Beppe sono finiti da un bel po'. Siamo pieni di immigrati illegali a Vienna, in tutta l'Austria, che fanno le lotte per la strada con il macete. Dunque ci sono dei quartieri dove la polizia va in grande numero, quindi l'Austria Felix purtroppo non c'è più, l'Austria che ho conosciuto io quando sono arrivato in questo bel paese non c'è più. Che ti devo dire? Anche l'Austria soffre del mal europeo, della snaturalizzazione delle proprie origini e delle proprie tradizioni. E questo è certamente il succo di questa vicenda, oltre al fatto che in ogni caso c'è un problema evidentemente di salute mentale che deve essere cominciato a essere, cioè deve essere affrontato non soltanto in Austria ma in tutta Europa, visto e considerato quello che accade attorno a noi. Lorella, grazie. Grazie a te e un saluto agli ascoltatori. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.